Gioca sporco K, gioca sporco. Funziona, funziona. Attenzione, apri tutto. Benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo video. Oggi andiamo verso le cave del Predil, stiamo aspettando K83TS ed NDX che arrivano da Trieste e quindi appena arrivano direzione cave del Predil. Sarà sicuramente una bella giornata, ieri sera ha piovuto però oggi c'è il sole quindi abbiamo asciugato bene l'asfalto. Bene bene, sono arrivati quasi tutti, direi che materiale interessante ce n'è. Ecco qua il cappone nazionale. Bene, si parte? Mi raccomando ragazzi le distanze, tutti distanti 1 metro con le protezioni, caschi, guanti, tutto, mi raccomando, non facciamoci riconoscere. Ecco, li abbiamo già persi. Vabbè, qua mi pare che anche oggi hanno intenzioni bellicose i ragazzi, Li vedo modalità turistica. Ramu? Ecco NDX sui soliti petardi. K solito teppista, si fa riconoscere. Attenzione, è circondata la Hyundai, non vorrei essere in quello dentro la macchina. Salutiamo NDX, il vecchio si caga sotto. Si è cagato sotto il caghetta. Ragazzi qua è duro stare dietro, tirano come dei matti, è durissimo, mamma mia. E adesso siamo zona Attimis, sono già delle curve interessanti. Di ricordare il giro dell'anno scorso in Slovenia. Ciao, è stato bello, grazie. E per fortuna che mi ha detto K che c'era uno che non andava veloce oggi, Dopo devo chiedergli scusa, ma quello che andava lento chi sarebbe, no? Perché vi vedo tutti infoiati qua. Ah, non lo so io. Forse Gavimo sbaglia strada. Proviamo a fare una inversione. Facciamo il conclave come per le elezioni del Papa per vedere dove andare, cosa fare della nostra vita. Attenzione, siamo tra i primi, vediamo in quanti secondi riescono a passarmi tutti. Eccolo, è lui! È lui! Gioca sporco K, gioca sporco! Scalza! Attenzione, adesso mi tiro alle banane come in Mario Kart! Danzeggia la danza del ghiroppo! Intanto iniziano a sorpassarmi così! Come ridere! Che quando pensi che stai andando piano ti rendi conto quando vai in giro con loro che non stai andando piano, sei proprio fermo. Che figura di merda. Eccoci, come sempre ci facciamo aspettare le svolte, arrivo, non preoccupatevi, piano piano arrivo, l'importante è arrivarci sani e salvi. Qua c'è un serpentone bellissimo da fare in moto. Vedrete adesso che meraviglia, sicuramente i ragazzi qua che hanno polso si divertiranno un mondo. Vediamo K che attiva la GoPro e fa solo che bene, perché adesso inizia il circo. La MotoGP è partita, signore e signori. Attenzione, gnomi, fate, elfi. Signore e signori, vi ho riportato anche quest'anno nelle terre incantate del Friuli Venezia Giulia. Si respira aria di magia. Scusi, grazie. Vado piano di mio, se poi trovo anche gli ostacoli qua che non aiutano, mai più che li prendo, ragazzi. Guardate che pista ragazzi, asfalto perfetto, sicuramente la comitiva triestina qua si sta divertendo, anch'io tanto che lo faccio a maniera mia, tipo in slow motion quando edito i video, ecco, divertirsi e tornare a casa sani e salvi.
K, aspettami! Aspettami K, non mi lasciare qua! Attenzione, apri tutto! All'imitatore! Non ci vuole molto su sta moto! Che spettacolo di strada, ragazzi! Siamo quasi arrivati al lago del Predil. Vi ricordo che ho già fatto un video, uno dei primi sul mio canale, vi lascio qua il link. Urco, che paura! E boh, mi fa venire un infarto! Mi ha preso quasi uno spaghetto! Guardate che chicane! Col torrentino a fianco, mamma mia! Guardate, sentite che pace! Minchia, che voglia di farla in bici sta strada. Guardate che meraviglia, signori, spettacolo. Ecco, qua andando dritti si va sull'altopiano del montaggio, che è fantastico. Trovate anche di quello il video sul mio canale. Ho detto, oggi farò delle bellissime riprese su questa strada con tutte queste moto. Sì, il problema è che la strada c'è, le moto un po' meno, perché sì, scusate, problemi tecnici. Funziona! Bene, dopo un piccolo problema di accensione della GS, per fortuna resuscitato, sembrava fosse morta la batteria. Ah, queste moto tedesche! Eravamo nel panico totale. Aggiungiamo K che nel frattempo ci aveva chiamato. Tranquillo K, siamo ancora vivi. Adesso arriviamo, No, non disperare K. Arrivo, piano piano ma arrivo, Eccolo qua in tutto il suo splendore. Che bellezza. Ci fermiamo al chioschetto, allo chalet. Che non è lo chalet Raticosa, ma chalet Predil. Un po' di enduro, non sta mai male. Parcheggino tattico. Ma guardate chi c'è qua, il cappone. Il cappone. E comunque quando vedi la moto di K ti viene solo da dire Garuppa! Ecco qua, backstage dietro le quinte. K fa volare il suo drone. Guardate che meraviglia, ragazzi. Nel frattempo qua abbiamo un concerto di Vespe. Madonna, cos'è il raduno nazionale? Si riparte, mangiato, bevuto e anche il Predil è stato conquistato. Adesso ce ne torniamo verso casa. Salutiamo questo meraviglioso lago friulano che ci ha ospitato oggi. Guardate che meraviglia, che posti. Sicuramente i ragazzi si sono divertiti e hanno apprezzato. Si arriva lungo? Lungo? Ragazzi, stanchezza qua, ore e ore in moto. Ha finito il bellissimo passo che porta la chiusa forte a Cave del Predil. Fantastico, sempre bello, meraviglioso. Belle curve, no? Un po' stretta, ma bella. Bella. Come anche il paesaggio ogni tanto, è bello guardarlo. Sì. Non ho visto niente. Almeno ritorno. Esatto. Ciao poveri. Da quello che ho capito il ragazzo qua davanti ha 3 km di autonomia. Eri a zero? Zero. Che culo. Ho visto il telecamera che gli era il fuoco per avere il contenuto che resta fermo e invece niente, Dio mi sono andata male. Per aiutarmi invece Cappone. E comunque sempre Gheroppa, ricordiamo. Ciao K, grazie del giro!
Bene ragazzi, salutiamo K83TS che è qua davanti a me. Iscrivetevi al suo canale se ancora non vi siete iscritti, mi raccomando. Ringrazio Andy X, eccolo qua, iscrivetevi anche al suo canale ovviamente. Ringrazio tutto il gruppo, soprattutto arrivato da Trieste, con cui abbiamo fatto un bellissimo giro oggi. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale, a commentare, a lasciare un like, tutto quello che volete. E come sempre ragazzi, buona strada, ciao!